Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Ritrovati dunque all'appuntamento con Linea Diretta, le finestre speciali con gli ospiti collegati con noi in live streaming. Quest'oggi parleremo chiaramente di sanità, collegata con noi, pronta da Udine, Simona Liguori, a cui do il buon pomeriggio e ben ritrovata Simona. Buon pomeriggio Omar e a tutti i tuoi ascoltatori naturalmente. Allora, perché ho chiamato Simona Liguori? Per fare un po' il punto della situazione per quanto riguarda la sanità in Friuli Venezia Giulia. Chiaramente Simona Liguori non è una semplice consigliera regionale, ma è anche un medico e dunque mastica, tra parentesi, meglio del sottoscritto, il settore sanitario. E allora cominciamo subito a parlare del discorso dei vaccini e soprattutto anche dopo le ultime direttive del governo attraverso il commissario Figliuolo per quanto riguarda il discorso delle somministrazioni dei vaccini di AstraZeneca. Uso con l'ospite, ma ci sono delle telefonate in arrivo. Un attimo di pazienza, il bello della diretta. Ecco, chiaramente facendo ponte col cellulare può capitare che il segnale salti, perché ogni volta che devo andare in diretta succede sempre qualche telefonata dell'ultima ora. È sicuramente un fatto di cronaca e non ci scappiamo sopra. Ma restiamo al nostro argomento, Liguori. Allora, oggi è uscita questa direttiva, chiaramente il vice governatore Friuli Venezia Giulia l'ha ripartita poi per quanto riguarda il discorso legato alla direttiva. Allora volevo sentire da parte sua un po' come la legge questa direttiva. Sì, la direttiva di oggi per quanto riguarda appunto le linee guida che il Ministero sta reimpartendo alle regioni sono quelle appunto che la priorità della vaccinazione deve essere alle persone che hanno più di 60 anni e a persone che rientrano nella categoria appunto delle persone vulnerabili, che sono quelle persone con diabete, persone con cardiopatia, con obesità, cioè c'è tutta una serie di fattori predisponenti al fatto, soprattutto, questa è la cosa importante, che un'eventuale infezione da Covid Omar renda la prognosi dell'evoluzione dell'infezione appunto da Covid, della malattia da Covid, pessima per queste persone. Quindi c'è un adeguare nuovamente queste linee guida non tanto ad un discorso di età quanto è a un discorso di categorie, ma naturalmente ad una protezione di quella che può essere la popolazione più fragile, che sono appunto le persone con più di 60 anni, persone diabetiche, persone con malattie di cuore. Naturalmente i dottori di famiglia hanno tutta una serie di indicatori attraverso i quali possono appunto consigliare e rispondere alle domande dei loro assistiti, facendo comprendere alle persone se si ritrovino appunto in questa categoria dei vulnerabili. Quindi c'è questa, come dire, questa platea di persone che naturalmente andranno vaccinate con priorità. È chiaro che per andare verso una vaccinazione di massa, Omar, dovrà essere la popolazione incrementalmente sempre più e in larga parte vaccinata. Questo è fuori di dubbio. Qual è forse il discorso che ha legato un poco queste nuove linee guida ministeriali, quindi che sono state recepite anche dalla nostra regione Friuli Venezia Giulia, è legata probabilmente al fatto che in questo momento qui ancora siamo ancora appunto in un lockdown che sta iniziando a tratti ad attenuarsi, ma c'è ancora alta contagiosità.
quindi persone che sono più predisposte al fatto che l'infezione possa causare loro complicanze, quindi accessi nelle terapie intensive e pericolo di vita, vanno vaccinate per prime. Chiaro. Senta, il messaggio, perché chiaramente ho chiesto a lei per un semplice motivo, no? Come l'ho chiesto al presidente dell'ordine dei medici e via dicendo, perché tra fare, non fare, o over, under e via dicendo, crea parecchia confusione, no? Perché lei mi insegna che il 99% di chi legge la notizia si ferma al titolo e tralascia il contenuto, no? E poi il messaggio passa chiaro, ci sono magari i Novax che dicono, ecco, avete visto, noi vi avevamo detto di non fare i vaccini perché sono controproducenti e via dicendo. Invece, chiaramente non è che ti fai il vaccino e hai risolto il problema e vivi in eterno, no? Chiaramente il vaccino è un modo per prevenire, come lei giustamente ha detto, una malattia, una pandemia che purtroppo c'è, esiste, non è un'invenzione di stampa e via dicendo, no? Però chiaramente bisogna comunque, non è che una volta vaccinati si fa quello che si vuole, bisogna comunque seguire in un certo senso l'iter che prevede, non dico il sistema sanitario, ma la propria coscienza personale, no? Sono d'accordo Omar, bisogna ricordare appunto alle persone che stanno ascoltando che naturalmente il vaccino è senz'altro una condizione dalla quale nessuno di noi potrà prescindere, nel senso che appunto ci dà una difesa, che però è una difesa che va complementata anche dal mantenimento di quelle che sono le misure del distanziamento sociale, delle mascherine e dell'avere le mani naturalmente lavate. Sono tre concetti che sono indispensabili, anche perché vanno nell'ottica comunque del comprendere che anche in epoca di non pandemie, il fatto stesso appunto di avere queste misure di igiene, che è un'igiene che va a 360 gradi perché è elementare ma importante nello stesso modo, quindi può essere declinata in larga parte della popolazione. Sul fatto che tu dicevi invece della perplessità, anche io come medico ricevo tante richieste di chiarimenti da parte di persone che mi dicono sì, abbiamo sentito, c'è tanto dibattito, ora onestamente Omar, se vai a vedere un poco quello che io ho fatto anche come consigliere regionale, nonché medico, mi sono sempre astenuta assolutamente dal procurare confusione nelle persone. Io credo che l'avere in televisione, nei mezzi di comunicazione, poi nella rete, perché basta che tu digiti su YouTube le parole vaccini, effetti collaterali, vaccini pro, vaccini contro, e c'è una messe di persone che naturalmente parlano e qualcuno dice bianco e qualcuno subito dopo dice nero, cioè io mi metto nei panni di papà che è del 36 che guarda la televisione e a quel punto non capisce più niente. Allora qual è il discorso? Il problema sa qual è, consigliera, sa qual è? Che molto spesso, e capita attraverso il mezzo televisivo ma anche il mezzo di informazione, il social e via dicendo, molto spesso magari i tecnici, cioè quelle persone che hanno la competenza scientifica perché hanno studiato, non hanno preso la laurea per opera di Gesù Cristo, vanno in televisione o vanno attraverso i social e automaticamente si accorgono di avere anche aumentato in un certo senso il bacino d'utenza, ci sono, senza fare dei nomi, ma ci sono dei casi magari di virologi o di altri suoi colleghi che fino a ieri, tra parentesi, non venivano presi in considerazione perché non avevano il profilo Instagram piuttosto che il profilo Facebook o Twitter, si sono accorti di avere un bacino all'improvviso, diventati influencer, come si dice oggi, e anziché parlare come mamma ti ha insegnato, come la scuola ti ha insegnato, hanno cominciato a fare un po' di trash, nel senso che va bene, se Bassetti dice una cosa, Galli risponde da un'altra parte, Burioni va a Rai 3, quell'altro va alla 7. Cioè, secondo me stiamo diventando, una volta eravamo un popolo di santi, poeti, navigatori e commissari tecnici, adesso siamo diventati anche un popolo di virologi. Oggi tutti hanno il diritto di dire quello che pensano sulla medicina. Un'analisi molto lucida, Omar, la tua, perché sei proprio un professionista anche della comunicazione. Io, ritornando a quello che tu hai detto, come dire, dove posso dare una parola alle persone che mi chiedono,
gli faccio comprendere innanzitutto, come dire, anche di affidarsi, perché questo c'è in ogni atto medico, in ogni atto terapeutico c'è anche un affidarsi della persona a quelle che comunque sia sono i medici e gli infermieri che sono dall'altra parte. Allora, il convincimento di me che faccio il medico è questo, c'è un'alleanza terapeutica. Che tu ti faccia l'antitetanica, per capirci, in pronto soccorso, o giustamente fai un ciclo di chemioterapia perché la persona ha un tumore, o in questo momento qua dove anche il concetto della vaccinazione per tantissime persone significa ritornare alla normalità, perché salute e lavoro, salute e occupazione, salute e anche profitto legittimo e guadagno devono andare assieme. In questo momento qui le persone hanno bisogno di ritrovare quella che è l'alleanza proprio tra medico e paziente, tra medico e utente. Io sono di quella scuola lì, quindi poche parole, affidarsi naturalmente e fare in modo che anche i dubbi vengano fugati. Uno deve essere sereno anche nel fare il vaccino. Diciamo meglio un like in meno e usare e fare meno rumori con la bocca possibili, in un certo senso, no? Il discorso è proprio questo, se come dire Omar, i like, ovvero il mettersi in rete e nell'esporsi anche su questi schermi, su YouTube, sulle televisioni e altro, ha il significato di generare confusione in un momento molto delicato, dove io credo che molte volte anche la politica soprattutto debba ascoltare più che tanto parlare. Allora credo che si può rinsaldare anche il legame poi fra il cittadino e il politico che lo deve rappresentare. Certo. E questa è la cosa importante, non a caso, come vede nelle mie trasmissioni, si cerca sempre di parlare con calma, lasciare lo spazio all'ospite perché esprima il suo giudizio in modo tale che sia capibile. Io dico sempre, usa un linguaggio potabile, tanto per essere chiari. Certamente. Senta, viene troppo semplice, mi permetta, viene troppo semplice oggi come oggi, chiaramente lei è all'opposizione, viene semplice, no? Come è successo a lei quando era magari in maggioranza in comune piuttosto che in regione, via dicendo, viene semplice da parte dell'opposizione magari attaccare chi governa, no? Per dire non state facendo, dovete fare, comunicati, via controcomunicati, bisogna fare così, bisogna fare colà. Poi chiaramente leggiamo anche quelli che commentano, dicono ecco i soliti, cosa avete fatto voi, quando eravate voi, cosa venite a darci lezioni, via dicendo. Come giustamente sottolinea, oggi come oggi bisogna lasciare stare le chiacchiere d'osteria, no? E bisogna essere più capaci a tenere informato l'utente finale, dimostrando con i fatti, no? Che si è maturi per poter dare, non dico insegnare, che nessuno è nato imparato, però almeno comunicare, come ha detto lei giustamente, quello che si fa e quello che si potrà fare, senza andarsi a perdere nelle solite beghe politiche da 4 soldi, tanto come ho detto, noi come, magari come giornalista, io parlo, e come conduttore di una trasmissione web o televisiva, magari mi va bene perché ho incollato il telespettatore che sta a guardare, però poi alla fine quando vado a chiedergli cosa ho detto, mi dico, boh, non so, era un baruffato fra di loro, ma non è capennine. Ecco, tanto per essere chiari. Invece oggi bisogna essere chiari, poche parole, cioè fare meno rumori con la bocca possibile, ma dare un messaggio forte per dire la politica italiana c'è, la politica italiana è pronta, in un momento di emergenza sappiamo fare i politici con la P maiuscola, indifferentemente dal ruolo e dalla posizione, no? Omar, commentare quello che tu hai detto, penso che uno deve solo starti ad ascoltare perché è la realtà delle cose. Te lo dico dal mio punto di vista perché non posso parlare per Simona Liguori del gruppo dei cittadini e posso dirti questo, ognuno di noi fa parte naturalmente della comunità, ognuno di noi, non è che ci sono i cittadini di serie A e i cittadini di serie B e dico che tutte le persone sono molto stanche e preoccupate. Nel momento in cui come dire, c'è stanchezza, c'è preoccupazione e logoramento di nervi, perché questo c'è in questo momento qui, perché la gente sembra che la luce in fondo al tunnel si vede, ma è molto molto fioca, molto attenuata. Difficile che arrivi. Ecco, al di là di questo, quando uno dice ma io all'improvviso sai, questo... è sparito l'audio per quanto riguarda, vediamo se io ho il problema tecnico.
Io ti sento chiaramente. La Simona continua a parlare, vediamo se è un problema dovuto a... Sì, io sto sentendo... Ecco, no, era l'auricolare, il mio auricolare, mi scuso. Vabbè. Il bello della diretta è questo, auricolare che è andata e non ti sentivo più, scusa, pensavo Ecco. che fosse un problema tecnico. Prego, Allora, puoi continuare. Grazie Omar, ti stavo dicendo questo, cioè il discorso è, sono momenti molto complicati e molto difficili. Penso che in questo momento qua la parte che posso fare, proprio perché appunto di mestiere faccio il medico, va da sé che le persone possono rivolgersi a me sia per segnalarmi cose che non vanno, ma anche i professionisti per segnalare cose che non vanno. Io penso che il nostro dovere sia quello intanto di ascoltare, ma non ascoltare e udire, vuol dire, ah vabbè no, ma ti ho ascoltato adesso, bonde. Ascoltare significa che se i professionisti ti segnalano che ci sono dei problemi, se ti segnalano che le cose in questo momento qua stanno andando avanti in maniera difficile, parliamo proprio della sanità, in Friuli Venezia Giulia, perché si è trovata la sanità, il sistema sanitario di fronte a questa montagna creata appunto dalla pandemia, una montagna di difficoltà, incontrovertibile che questo ci sia. Che cosa va da sé? Va da sé appunto che se la politica in qualche modo ascolta i professionisti, ascolta le persone che ogni giorno sono in prima linea, molte volte sono gli stessi professionisti che in qualche modo ti dicono questa cosa qui per farla andare dritta, correggi più a destra o metti più in centro e vedrai che andrà in qualche modo meglio. Io credo che in questo momento qua il fatto di fare appunto un'alleanza molto forte con i professionisti della sanità, e intendo appunto l'ospedale, i territori, i medici di famiglia, gli infermieri, gli OS, è fondamentale perché c'è un attacco di logoramento proprio in questo sistema, che è il nostro sistema sanitario regionale. Tutte le regioni sono così, è chiaro che non è che io dico, vabbè, se tutte le regioni sono così, allora se Sparta piange, Atene non ride. Io dico, però, io ci tengo al nostro Friuli Venezia Giulia e se permetti, Ostia, io voglio che le cose qua in qualche modo possano andare meglio che altrove, ho quell'ambizione lì, perché, e ho una speranza, perché altrimenti uno prende, va a dormire e si tira la coperta fino agli occhi. Perfetto. Senti Simona, ogni tanto ti do anche del tu perché sono tanti anni che ci conosciamo. Un esempio, indice RT, perché molto spesso la gente fa fatica a capire la differenza perché vengono applicate le zone rosse, le zone arancioni e le zone gialle. Addirittura c'è il caso emblematico della Sardegna che da zona bianca è arrivata subito a rosso, no? Ecco, quello che magari la gente fa fatica a capire è questo, ma Pordenone ha meno contagi di Udine, Trieste ha meno contagi di Gorizia, non sarebbe giusto liberalizzare, cioè mettere zona gialla Pordenone, Trieste e un arancione rafforzato a Udine, no? Perché bisogna fare tutti di un'erba un fascio, punto di domanda? Allora, qual è il discorso? Questo indice qua sta a significare quante persone in realtà un ammalato può contagiare, è un indice di contagiosità. Perché questa cosa qui, Omar? Perché probabilmente il discorso che ci sta sotto al fatto di dire siamo in una situazione ancora di non scampato pericolo è quello che tu dici, che c'è questo indice di contagiosità, ma ci sono le terapie intensive, che sono dove le persone più gravi che non riescono a respirare vengono ricoverate, e anche i posti letto occupati nelle non terapie intensive, che vuol dire nelle semi-intensive e nelle medicine. Ci sono questi sono i dati che uniti in qualche modo e amalgamati ti danno la dimensione del fatto che la pressione si stia un po' allentando o che invece deve rimanere la guardia molto alta. Ecco perché parlarne solo con un dato solo non dà l'esatta significanza un po' della complessità invece delle valutazioni. Chiaro. Sì, perché molto spesso anche nei giorni scorsi è uscita questa pseudo polemica, no? L'uscita da parte del sindaco di Pordenone, Ciriani, che dice noi a Pordenone siamo già sotto, dobbiamo tornare gialli, mentre giustamente Udine e Gorizia devono rimanere arancioni se non rossi perché loro hanno più contagi e via dicendo. Poi magari se vai ad analizzare bene i numeri non è che sia tutta così rosa, no? Rosea la situazione, nel senso che, come giustamente è stato sottolineato, se vai a calcolare l'indice RT facendo i dovuti calcoli, non
empirici, viene fuori che anche Pordenone sì è un'isola tra parentesi più felice magari rispetto a Udine, ma attenzione, non è che possono andare in piazza 20 settembre a Pordenone a festeggiare la riapertura, tanto per essere chiari, no? Ma questo è molto chiaro, perché se l'indice che sta scendendo da noi in Friuli, cosa che appunto ci fa vedere giustamente il colore arancione, il concetto però è un po' andando sul fisso, Omar, perché andiamo proprio per parlare come mangiamo, al di là di fare le sfumature, no? Le sfumature di rosso o le sfumature di arancione, io dico due robe. Ovviamente tornare ad aprire e a lavorare con sicurezza. E a quel punto però posso anche comprendere i tanti commercianti che ti dicono: ho fatto tutte le cose come Dio comanda, i distanziatori per l'isolamento sociale e tutto il resto, a questo punto però mettimi nelle condizioni di aprire, di fare. Quindi aprire tenendo presente appunto anche una sicurezza sulla salute. La seconda cosa invece è questo, che dobbiamo anche ascoltare quelli che stanno lavorando in prima linea, te l'ho detto, perché è di ieri la lettera, ad esempio, che hanno inviato i rappresentanti dei 350 anestesisti, rianimatori, che sono i medici che stanno nelle terapie intensive e che ci fanno vedere una situazione di estrema sofferenza e di difficoltà. Allora io dico, scende l'RT per amor di Dio, però da un punto di vista di letti occupati nelle terapie intensive, perché sono quelli che ti dicono ancora che il virus è cattivo, morde, corre e manda gente in rianimazione, hai capito? Per quello il concetto secondo me è questo, di cercare in qualche modo, ascoltando anche quelli che lavorano e che ti dicono guarda che la situazione è molto seria, ti dà l'esatta dimensione anche di come gli ospedali, l'ospedale di Udine, l'ospedale di Pordenone, l'ospedale di Trieste, possano ancora far fronte, perché il sistema sanitario è preso a cannonate, a cannoneggiamenti da più di 1 anno e mezzo. Questa è la verità, capisci? Quindi comprendere un poco, soprattutto far chiarezza, perché anche lì come minoranze, come opposizione abbiamo chiesto l'audizione subito dei medici, dei dirigenti medici, perché vogliamo capire se giustamente l'allarme che è stato dato dagli anestesisti e rianimatori della nostra regione anche sui numeri, sui tassi di occupazione della terapia intensive ci faccia, come dire, anche ricomprendere quali correttivi uno possa mettere in atto. Come dicevamo prima, situazione inaspettata, situazione grande di difficoltà, però stare un attimo anche su quelli che lavorano e che cosa appunto ci devono dire. Chiaro. Io ringrazio Simona Liguori per l'intervento, sono stati 20 minuti molto interessanti dove spero il messaggio diciamo così, non dico sia passato, ma almeno abbia in un certo senso messo in luce che bisogna rivolgersi ai professionisti, non ai maghi, non ai pseudo personaggi che si inventano dall'oggi al domani cose strane per curare questo virus, questa pandemia, no? E dall'altro quello che lo ribadisco per l'ennesima volta è che i politici e anche i medici in certi casi la finiscano di fare i talk show tanto per avere, ripeto, un like in più e spararla così tanto per spararla, ma tornino a fare, scendano, no? In un certo senso, scendano, no? È un termine friulano ma efficace, no? I vecchi dicevano, quando ti vedevano troppo esaltato, ti dicevano dei frott, sbassiti un po' di cagador, no? Mi pare che tu si smasse alt, ecco, tanto per essere chiari. È un termine friulano in voga, molto chiaro e trasparente, e allora ci auguriamo, insomma, che chi di dovere faccia il proprio lavoro, ma in modo chiaro e trasparente, non tanto per buttare, o come diceva il mitico Totò, ecco, perché ogni tanto la ripasso questa frase, faccia esclusivamente rumori con la bocca, tanto per dire qualcosa. Omar, grazie anche perché la conversazione con te è sempre, penso, una conversazione verace, proprio perché non è filtrata assolutamente da barriere o da preconcetti e altro, e quindi credo possa essere di reciproco arricchimento, perlomeno per me, quando ti ascolto e anche quando poi leggiamo giustamente i commenti che i tuoi ascoltatori possono indicarci. Sono tutti buoni suggerimenti sempre.
Cioè io non ho fatto le scuole alte, oddio, ho fatto le superiori a Cividale, il più alto di lì, non so dove dovevo andare, però, io ho imparato dai vecchi, tra parentesi, cioè dai vecchi del mio mestiere, quelli che cioè stavano veramente sul territorio, cioè che uscivano indifferentemente dal tempo e imparavano ad ascoltare, memorizzare, prendere appunti e solo dopo eventualmente esternare. Poi chiaramente quando sei fuori dal tuo contesto lavorativo puoi anche permetterti, tra parentesi, di buttarla sulla satira, non in Steyer, ma sulla satira, perché in certi casi la satira colpisce, ma soprattutto fa riflettere. E fare riflettere oggi le persone non è facile, è molto difficile far riflettere le persone. Contiamo che oggi in qualche modo tu sia riuscito ad andare a meta, quindi bene. Anzi, in rete, per fare un eufemismo a te caro calcistico. Faccio anch'io, mi sto imparando, vedi? Beh, io spero di darti che tu, diciamo così, percepisca le cose buone, non le cose fuori luogo. Io ringrazio comunque, come sempre, Simona Liguori per la sua disponibilità, resteremo con lei in contatto per quanto riguarda eventuali novità, insomma, sappiamo come comunicarci eventualmente le notizie. Ringrazio ancora i nostri amici per la visione all'ascolto, vi diamo appuntamento nel corso del pomeriggio per aggiornamenti e temo che tra poco vi dovrò dare qualcosa di cronaca, perché la telefonata era sicuramente caduto qualcosa. Dunque restate sintonizzati con noi per quanto riguarda le news dal Friuli Venezia Giulia, ma anche dal Nord-Est, perché Friuli TV diventa anche Friuli TV NE, cioè Friuli TV Nord-Est, perché il cuore è nella piccola patria, ma nel contesto di quello che oggi viene chiamato il Nord-Est, una volta Triveneto. Grazie ancora per la visione e l'ascolto, grazie di nuovo all'ospite e buon pomeriggio a tutti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato a orzo distico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.